spunta luna Villanova, io sarò rossa in un momento. Omaggio a Raffaele Viviani nel cinquantenario della scomparsa, testi e musiche del drammaturgo nello spettacolo messo in scena dal cantante chitarrista Pino De Maio e dall'attrice Isa Danieli. Autore, attore e capocomico, Raffaele Viviani ha saputo, forse più di ogni altro, portare sulle scene i sentimenti di un popolo. Le sue canzoni, anche 70 anni dopo, restano sempre attuali e Viviani l'autore classico più eseguito. Nel ricordo di Raffaele Viviani, nel 55° anniversario della scomparsa del grande drammaturgo napoletano, lo spettacolo del cantautore Pino De Maio all'Augusteo di Napoli. In prima fila presenti i nipoti di Viviani, mentre la figlia Luciana, 88 anni, ha inviato a De Maio un affettuoso messaggio di auguri. Figlio della Napoli di periferia, da sempre attento alla tradizione melodica napoletana, ma anche protagonista di sperimentazioni, Pino De Maio ha musicato i versi di Viviani, diventandone nel tempo l'ultimo grande interprete. In questo percorso di rielaborazione ed adattamento musicale, De Maio, con l'associazione La Villanella, ha proposto a ragazzi provenienti da esperienze a rischio la cultura musicale quale antidoto al disagio sociale. Così ha preso corpo negli anni un progetto sostenuto dalle istituzioni per i ragazzi di Nisida e per tutti quelli che, chitarra e spartito, hanno creduto nella possibilità di una Napoli diversa. Recentemente Pino De Maio ha prodotto con Pietro Gargano un libro e un CD sul suo percorso d'artista. Una storia che affonda nella periferia della musica, in quartieri come Miano e Secondigliano, che hanno dato i natali anche ad altri prestigiosi artisti ormai alla ribalta nazionale.